Ok ragazzi, eccoci qua per un breve video su questi oggetti che vedete qui. Se vi piace la scheggiatura e se vi piace, come dire, l'ossidiana, la selce, il paleolitico, ma anche il neolitico, insomma, la lavorazione della pietra in generale mediante scheggiatura, qua vi spiegherò in breve cosa c'è in questo kit che solitamente usiamo per i ragazzini, per fare un po' di didattica. Iniziamo da questo. Questa è un'ascia. È una forma abbastanza moderna, non l'ho mai vista in contesti paleolitici con questa forma, ed è probabilmente ispirata, da chi l'ha realizzata, ai tomahawk indiani, quindi è più un'arma etnografica per far capire ai bambini come funziona. Qua poi abbiamo una falce per far capire a cosa serviva, per il tagliare comunque il grano e il frumento in generale. Questo invece è un pugnale danese, sono solitamente un po' più grandi, hanno un manico un po' più grande e non è così lavorato a punta, e veniva proprio impugnato come se fosse un coltello vero e proprio. Questa potrebbe essere in qualche modo passare per una punta crânio, quindi una lama a dorso, come vengono chiamate queste nel paleolitico. Qua invece abbiamo quello che può essere tranquillamente considerata una sorta di bifacciale, quindi si spiega la simmetria bilaterale e ovviamente la simmetria bifacciale, che è quella che dà appunto le due facce. Poi qua una bella punta lunga, probabilmente per una lancia o per un giavellotto, e si vede il sistema con cui si lega, si nasta. Potrebbe anche essere una grossa freccia. E qua invece una serie di oggetti. Questa è una punta per trapano, quindi immaginatevelo montato in questo modo su un trapano ad archetto, e questo gira. Poi abbiamo ossidiana, con cui hanno fatto questi specie di coltellini, un'altra punta sempre per giavellotto o grossa freccia, e qua tutta una serie di punte di freccia in ossidiana, di cui una molto carina in cristallo di rocca. Ok? Queste venivano usate, avevano un significato particolare, addirittura ci facevano dei pugnali rituali molto belli, di cui uno trovato in Spagna veramente ben fatto. Punte in selce e punte in ossidiana. Ok? E questo è tutto.